Buongiorno a tutti, eccoci qua ad una nuova puntata di Arte e Cultura E, sempre su Veneto Globe. Vi ringrazio tutti perché siete così numerosi che ci seguite ogni settimana. La puntata di oggi sarà sulla musica e il nostro ospite ha fatto la musica degli anni '80. Molti lo riconosceranno, è una persona nota e le sue canzoni sono molto apprezzate. Io però non ve lo svelo subito, aspettiamo e lo vedrete subito dopo la pubblicità, non andate via. Eccoci tornati, adesso un momentino che vi svelo il mio ospite. Lui ha partecipato al Festival Bar del 1985 e anche nel 1987. Due canzoni sue sono importanti e note e le riconoscerete perché poi noi ne faremo sentire un pezzettino. Adesso quasi quasi ve lo mostro perché non ha fatto solo il cantante, ma è un artista poliedrico. Perché dalla musica è passato alla cucina, è passato alla scrittura, ha toccato vari settori e quindi possiamo definire un grande artista. E oggi qui con noi su Veneto Globe c'è Maurizio Potocnik. Riz o Rez? Rez, chiamami pure Rez. Okay. Ciao a tutti, buon sabato a tutti e buon pranzo a tutti perché ci siamo. Siamo in zona pranzo, no? Esatto. I was walking alone again in the street when I saw that you were looking for me. Your sweet face and your wonderful eyes, I'm falling in love. I was waiting for your love every day. When I meet you, I just realized maybe one day we can go far away. I need your love. Ooh. You give me this new sensation. Nothing can take it away. In your eyes tonight, I'm looking for love. Ooh. In your eyes tonight, I'm finding your love. Ecco, bene. Vuoi farmi tu la domanda? Grazie intanto per essere qui con noi, è un piacere averti qua, è un personaggio Grazie come a voi. te, hai fatto, diciamo, hai dato un grandissimo contributo alla musica degli anni '80, possiamo dire. Beh, insomma, diciamo che è stato un bel periodo musicale, era un periodo dove c'era molta libertà musicale, tutti gli stili del mondo si sono messi insieme, quindi è stata una grandissima libertà veramente artistica musicale e soprattutto poi in Italia c'è stata la famosa dance italiana che è esplosa in tutto il mondo e tuttora se ne parla e si ascolta i dischi proprio dell'epoca, ci sono veramente, vorrei dire, centinaia e centinaia e centinaia di migliaia di persone che sono affezionate a questo stile musicale che ha fatto una tendenza importante, che è la dance e soprattutto la dance prodotta in Italia. Io all'epoca ho fatto 11 dischi. Complimenti. Di cui 2 erano andati particolarmente bene, uno sicuramente ve lo ricorderete, ci ho fatto il Festival Bar e ci sono arrivato anche terzo alla DJ Star. Bravissimo, infatti, beh, nell'85, poi l'ho fatto ancora sì nell'87, insomma ho partecipato anche a... io sono dell'86, quindi l'anno prima che nascessi e l'anno dopo. Sei dell'86, bene. Sì, Okay. sono in mezzo alle tue date. E quindi sono stati anni davvero speciali. Dopo la musica è cambiata, no? Perché la musica si cambia, si ricicla, ritorna musica vecchia, ma ovviamente anche la musica nuova come Certo. oggi, che c'è questa
tendenza anche italiana musicale un po' di filastrocche. Beh, io sono cresciuta comunque con la musica degli anni '80 e quindi la considero anche adesso una musica immortale, devo essere sincera. Diciamo che è una musica, sì, possiamo definirla immortale. Una canzone era una bella canzone e musicalmente, insomma, c'era la possibilità di spaziare da quello che vuoi, dal reggae al funk, alla disco, insomma, a talmente tanti stili che era veramente, credo sia stato il più bel periodo musicale a livello mondiale, a livello internazionale. Ma le persone ti conoscono per i tuoi due grandi successi, In Your Eyes, se non sbaglio, e Imagination. Sì, mi hanno conosciuto per quello, io poi ho condotto una vita artistica fino all'89, quindi ho fatto dischi dall'84 all'89, ho fatto il professionista, ho girato il mondo, siamo stati i primi in classifica in Spagna, siamo stati i primi in classifica in Svezia, in Olanda, insomma in tantissimi paesi, in Giappone, in Cina, io tuttora in Giappone, anzi saluto gli amici di Taiwan, ciao Jack Lee, ciao. Veramente, cioè, la bella cosa che scopriamo anche noi è che continuano a parlare di noi e continuano anche a farci interviste e continuano ad ascoltare quel determinato filone di musica. Vedi, e noi qua anche oggi continuiamo a tramandare questa cosa, quindi diventa continua questa immortalità di questa musica, perché con te tocchiamo la musica in generale, quindi la musica poi, guarda, dietro. Guarda che belle immagini che ti abbiamo messo. Belle. Non sono belle? Quella me la ricordo, quella con gli occhi azzurri e il vestito a bluette, era a Milano. Invece questa, Ah sì? Sì, Ah, questa bene. invece è stata fatta, credo a Verona, qualcosa del genere. Vabbè, È più recente, ovviamente, i capelli bianchi. Ma non importa, il fascino resta sempre. Poi i nostri amici da casa saranno sicuramente felici, si ricorderanno con nostalgia quei tempi, perché quando nomini gli anni '80, la musica, tutto quel periodo là, la gente proprio lo ricorda con nostalgia. Proprio. Certo, ma sì. io credo che veramente, l'ho detto prima, lo voglio ripetere un'altra volta, io credo che all'epoca si partiva da casa con la voglia di viaggiare il mondo, di scoprire il mondo, ma con tanta voglia di sentirsi liberi e viaggiare con la musica era la nostra compagna, eravamo tutte le sere a incontrare gente nei locali, nelle discoteche, insomma era una bella vita e devo dire che Poi vivendo è adesso. chiaro che rispetto adesso Poi questi ultimi 2 anni della nostra vita sono stati un po'. ma non parliamo di questa cosa di brutta, cambiamenti. io Ma noi sempre col sorriso. all'inizio mi sono arrabbiato tantissimo, adesso mi voglio arrabbiare di meno perché Appunto. a 61 anni devo per forza arrabbiarmi di meno perché se no è così, però ecco, diciamo che sì, non è stato e gli ultimi 2 anni non sono stati 2 anni particolarmente entusiasmanti, se non che io 3 anni fa sono tornato però a produrre, a cantare e a fare musica e ho fatto alcuni brani importanti anche a livello internazionale, quindi sono decisamente contento. Ma nel frattempo cosa avevo fatto nella vita? Adesso ti racconto un aneddoto. Molto bene. Ed è molto divertente perché tante cose nascono da qua. Io a Conegliano ho fatto la scuola di enologia, quindi ero diplomato, sì, 6 anni di scuola di enologia, quindi degustazioni, esperto di vini, anche a livello tecnico. Poi sono partito, sono andato a Londra, sono stato qualche mese a Londra, poi sono tornato, ho fatto il cantante, ho fatto anche il produttore dopo, in seguito, saluto gli amici con salutiamo anche noi. di zona di Conegliano, Sì. del quale ho fatto qualche produzione, insomma, però poi ho cambiato lavoro. E cosa ho fatto? Cosa hai fatto? Cosa ho fatto? Cosa hai Siccome ero esperto di vini e siccome da quando facevo il cantante ero piuttosto belloccio, ecco così, e anche abbastanza, insomma, mi davo da fare, ecco. E quindi avevo diverse donne, avevo molta possibilità di avere compagnia femminile, ma mi piaceva tantissimo andare a cena fuori. Ah beh, che bello. Beh, E penso quindi da questa cosa, che sia una bella passione? sì, da questa cosa io mi ero fatto un taccuino dove mi ero segnato dove ero stato a cena, il ristorante, il tipo di vino aperto, la bottiglia quanto costava,
il piatto che mi piaceva di più e mi segnavo tutto, così quando tornavo leggevo un attimo prima, facevo sempre una bella figura, sai, all'epoca era abbastanza, come Alla dice, Fonzi? sì, figo, arrivare al ristorante e dirgli mi porti la bottiglia dell'86, dell'84, del 79, eccetera, eccetera, bene, e allora io avevo il mio archivio, me lo guardavo, però a un certo punto ho detto, caspita, ma guarda quando hai 200 ristoranti tra Italia e l'estero, no? E da Quasi qui, una guida. e da qui ho pensato di fare la mia prima guida. E quindi nel 1994 ho fatto la mia prima guida e ho iniziato a fare l'editore di Ma Enogastronomia. pensa a te, è la passione per il cibo. E lo faccio tuttora, ovviamente. Complimenti. Quindi da lì sono diventato editore di una guida che ritengo una delle guide che ha fatto veramente la storia enogastronomica, o ha raccontato la storia enogastronomica di un territorio particolare che è quello della macroregione dell'Alpi Adria, che comprende l'Italia, l'Austria, la Slovenia e la Croazia, e che racconta delle cose veramente molto interessanti, perché qui si sono fuse i commerci, si è fusa l'agricoltura, si è fusa il modo di mangiare, i piatti, no? Perché se tu pensi alle contaminazioni che abbiamo avuto dai Balcani con i piatti che cucinavano nei cocci, dalla Mitteleuropa che scendeva e quindi mangiavano piatti più dolci e con la frutta in mezzo, alla Repubblica di Venezia, ovviamente con una cultura di agricoltura importante, e poi la parte, diciamo, italica, no? Quindi tutta la parte mediterranea italica. Quindi questa fusione si trova esclusivamente in questa macro regione che sono appunto le 4 nazioni che ho citato prima, è un territorio particolare e ritengo che ci sia veramente tante cose sempre da scoprire e da raccontare. Sì. Beh, musica, cibo, vino, penso che sono tra le cose migliori che possono esserci al giorno d'oggi. Tu le hai messe insieme tutte nella tua vita, bravissimo, una bellissima passione. Le ho queste qua. messe insieme tutte, adesso Inserite tutte. da qualche anno faccio anche in Bravo. televisione, una trasmissione mia, ho collaborato tanti anni con TG5 Gusto, ma anche poi è partita una trasmissione mia che si chiama Alpi Adria Cooking Show, Ok. e con questa andiamo a raccontare le eccellenze che troviamo appunto durante l'anno con la guida, e andiamo a dialogare con loro e far conoscere idee, piatti, abbinamenti, vini, prodotti, insomma, e quindi dare voce Certo. a tutta questa meraviglia di Le persone terroir. possono seguirti comunque. Le persone dove? possono seguirci perché abbiamo diversi canali, io ho anche il mio personale. Ecco, quindi ragazzi, voi da casa che state Lo guardando. metti nel sottopancia o lo dico capito? io il canale? Dilli pure, poi anche. No, il mio canale personale è Maurizio Potocnik su YouTube, Best Gourmet. Così almeno la gente sa. La, che ti la- segue. la guida da 4 anni si chiama Best Gourmet ed è edita dalla mia attività che si chiama Club Mangiar Ben Editore. Mangiare bene è già un bel nome. Per 20 anni appunto la guida si era comunque chiamata Mangiar Ben, adesso da 4-5 anni a questa parte ha cambiato nome perché era diventata molto più internazionale, avevamo bisogno di una denominazione più internazionale. Io la guida la faccio ancora, adesso faremo la 25esima edizione, sarà un'edizione storica, e mentre faremo la 25esima edizione storica io registrerò anche il mio nuovo disco. Oh, bene, molto molto bene. Ma hai fatto anche delle canzoni ultimamente, mi sembra. Sì, ho fatto diverse produzioni, anche video, ne stiamo preparando una molto molto interessante, con un video, una spy story. Una spy Sì, story. una cosa che non sia una specie di 007 molto intrigante, come i video della canzone, però non vi svelo tutto, No, no, dove no. lo farò, cosa faremo. ma Grazie ci per saranno- averci dato un piccolo Ci saranno molti assaggino. attori, ci saranno molti attori. Bene. Ci sarà anche un 007 che arriva da Milano, insomma sarà una cosa molto particolare. Ragazzi, seguite Riz. A proposito, mi chiedono il tuo nome, da dove deriva e come si pronuncia? Il mio Riz, nome quale? Rez. Quello d'arte? Quello d'arte. Allora, quello d'arte... Intanto, poi anche il tuo cognome
Potocnik, qualcuno ti chiama Potocnik? Sì. Mi Quello fa d'arte è grande- una vera catastrofe, possiamo dire così, Ja, catastrofe? ja. No, ecco, è stata proprio una vera catastrofe perché io quando volevo fare il primo disco, il mio produttore ha detto tu ti chiami Reds con una E. Poi è arrivato un film che si chiamava Reds, ma con attore John Reed. E allora poi questi qua si hanno fatto confusione e hanno messo Reeds con due E di S così. E così poi il produttore mi ha detto cosa facciamo dopo il primo disco? Lo cambiamo? No dai, ho detto porterà fortuna, lo teniamo. Se Molto no bene. sarebbe nato con una E solo Reds. Reds. Quindi tu comunque mantieni Reds. Si può dire Reds? Io lo dico più facilmente perché Ritz è Ritz. meno pronunciabile, no? E poi ricordo tanto il biscotto dolce Ritz. da una parte. Esatto. Ma sempre mangiare, quindi va sempre bene. No, ma a parte- Sei sempre associato No. al mangiare. Ma e quindi insomma così. È nato ecco. in un errore direi tipografico. Ok. Quando è nata la prima copertina è nata questa denominazione, se no sarebbe stato Reds e quindi rossi. Ok. Mentre ti dico cosa vuol dire Ritz, ma tu lo saprai. Vuol dire canne. Canne. Canne Le vuol canne, dire. quelle Le canne. da bambù. Allora, tu sai benissimo, ovviamente, non te lo devo insegnare, che per suonare gli strumenti a fiato, tipo Certo. l'oboe, saxofono, questi strumenti qua, ci vogliono le reeds, che sono quelle ance fatte di canne di bambù e si inseriscono e così lo strumento, invece di essere muto, emette il suono. Quelle sono le famose. Difatti, se voi fate delle ricerche su internet e cercate reeds, vi verrà fuori concerto per reeds e perché sono proprio questi. E sono- quindi alla fine il tuo nome, vedi, va bene in qualsiasi pronuncia? Ma anche È perché, adattabile? sì, ma anche perché poi il sassofono io nei miei dischi l'ho usato tantissimo e quindi ci stava la congettura, errore, così. E quindi lasciamolo lì. Ci stava perché sono uno degli artisti della dance italiana che l'ha usato più di tutti. Bello, Credo, canne. canne, le canne. Canne, vabbè. Invece il tuo cognome, Potocnik, Ecco, quello invece me lo sono trovato. anch'io il mio me lo sono trovato. Quello me lo sono trovato da una derivazione da Lubiana. Ok, I nonni vennero da Lubiana e arrivarono a Venezia. Mm. A Venezia rimase solo mia nonna e quindi mantenne, allora si sposò, scusate, arrivò da Lubiana a Venezia mia nonna. ok. Si sposò, Ok. ma l'uomo sparì, perché gli uomini sparivano durante la guerra, e non fece tempo a dare il nome, e quindi mia nonna rimase con il cognome Potocnik, Ok. K finale. Oh. E quindi questa è la storia un po' Bene. della famiglia Così. arrivata a Venezia durante D'origini veneziane, sì, quindi- sì, origini veneziane, insomma. Bene. E ecco, ho svelato tutto? Abbiamo svelato il mistero. Avete capito? Abbiamo svelato il mistero dei cognomi, del soprannome d'arte, anzi il nome d'arte, insomma. Già. Sì, perché spesso chiedevano come... Sì, no, ma a scuola va benissimo, soprattutto alle elementari, perché i professori non riuscivano mai a beccarlo. O era Patasgnaz, o era la corazzata Potionchi, o era, insomma, era sempre qualcosa. E allora, pur di non fare brutta Certo. figura, ero forse sempre tra gli ultimi a essere chiamato, per quello che mi è andata benino. Vedi, a volte la vita. Ecco, io poi ho fatto la scuola di enologia conegliana, ho fatto 6 anni e dopo sono partito, sono andato a Londra e a Londra dovevo stare 3 settimane, sono rimasto 4 mesi. Neanche male, dai. Sì. Finché i miei genitori mi hanno rintracciato e tu torni a casa immediatamente. Non so. Oh. E Hai fatto un bel po' di cose? quindi sono tornato a Nei casa. tuoi, come si dice, 15 anni, 20 anni? Quanti anni hai? 25, 26 anni, vero? No, 61. Per gamba? Sì, per gamba, ma Come si dice? aumentati però perché. E così, sì, insomma, ho fatto una vita. Quando sono tornato dall'Inghilterra non ce la facevo stare a Conegliano, Ok. era troppo stretta, senza offesa per nessuno, ma era una cittadina piccola rispetto a Londra.
sembrava di stare, insomma, Londra era un parco giochi pieno di illuminazione, che è Coragliano, insomma, era divertente all'epoca perché secondo me la città in quegli anni sono stati anni belli e aveva una bella vivacità la città. Però io non ce la facevo star qua e sono ripartito. E niente, avevi bisogno, Sì, sì. anche per quello, facendo tante cose, senti questa esigenza, secondo me, di scoprire, di fare, di Sì, da lì sono nuove andato a stimolazioni. Milano, da Milano ho bene. iniziato con la musica, poi dovevo mantenermi con la musica, all'inizio non ci si riusciva, quindi ho dovuto fare il fotomodello, ho dovuto fare i fotoromanzi, ho dovuto fare un po' di cose così, Bravo! finché al secondo disco sono riuscito Hai fatto la tua bella gavetta, diciamo. a decollare, e poi sono partito, ecco, insomma, ho girato il mondo. Cosa pensi della musica odierna e dei cantanti? È sì, così, un parere tuo da professionista, comunque da amante anche della musica. Indubbiamente la musica si ricicla come l'uomo si ricicla, e quindi la musica rispecchia la società, quindi quello che è la società in questo momento è il fattore musicale, è semplicissimo. In una società difficile, probabilmente senza attrattive, senza futuro per i giovani, senza visioni di libertà, di una libertà vera e vivace e giovanile come era quella dei nostri anni, e credo che la musica si rispecchia in quello che è questo. Questa purtroppo è la situazione, è una musica un po' ingroppata, un po' tante filastrocche ripetitive, tanti effetti, così. Certo, non voglio dire sull'abbigliamento, perché devo dire che a me piace quando un cantante si veste da cantante, te lo dico, perché se sei un artista non puoi andare fuori in giacca. Devi vestirti da artista. Qui, che ne so. Da I personaggio. Maneskin si vestono da artisti, per dirti, e mi sta bene, ma hanno anche dei contenuti da dire, ok? Certo. Se noi ricordiamo gli anni 80, 70, 80, cioè le star del rock, cioè Iggy Pop, ti ricordi come veniva fuori? Cioè faceva finta di mangiare i bambini e i neonati così col sangue che usciva dalle bab, cioè erano cose incredibili, no? Ma tanta gente non si ricorda più, e quindi c'erano molti travestimenti, non so, ti ricordi Genesis, ti ricordi? Sì. Ma anche David Bowie. Anche David Bowie. Bowie, tantissimo, ma diciamo che un po' tutti, no? Chi spaccava le chitarre sui palchi, chi rompeva completamente tutto per protesta, È vero. e quindi il rock è stato questo. Se torna il rock io sono felice. Non amo le filastrocche, non amo un po' il prodotto impacchettato in un'unica direzione commerciale. Mi piace, mi piacciono i vari Certo. spunti, e anche la mia musica è presa da vari spunti. Io riesco a fare una soft dance che a volte diventa pop, qualche volta diventa rock e qualche volta Beh, diventa... ma la musica è come un quadro, anche lì esterni te stesso, quindi Sì, perché io comunque musicalmente sono attratto sì. da più cose, però adesso ti dirò una cosa, perché con il progetto nuovo che farò, che parte da quest'anno, da quest'estate, canterò in italiano. Ma dai, canterai in italiano? Canterai in italiano? Canterai in italiano, seguitelo. Canterai in italiano, canterai in italiano. In dialetto no, in dialetto veneto? E allora, mi si stanno, guarda, i capelli mi si stanno già, guarda che roba. Canterò in italiano. Sarà divertente, lo so, vediamo. Diciamo che bene. ho già fatto una piccola produzione Mai fermarsi. di brani che si può dire insembrano, Sì, si ensemble. mixano tra Si mixano. il mio lavoro del cibo, del vino, dei piatti, della cucina alla musica. Interessante progettino, E interessante. quindi c'è già Molto una bene. canzone che è anche una ricetta. Ah. Si chiama Lamponi in caffè, una ricetta che ho fatto tra l'altro con un chef molto famoso, e quindi uscirà canzone e ricetta. Però, E interessante questa è una, proprio. poi ci sarà, anticipo, così, una canzone che si chiama Prosecco e risate. Prosecco e risate. Sì. E allora- Beh, dopo un bel po' di bicchieri di prosecco, ti vede bene. Intanto così promuovo anche il nostro territorio. Esatto.
E poi comunque, perché a me il Prosecco fa sorridere, è un vino di facile beva, mi fa sorridere, è effervescente, queste belle, sì. questo finissimo tuettio di bollicine mi piace, mi diverte, insomma è così. quindi- È una bevanda allegra. T'ho ci rende dato allegri, ci anticipazioni rende a allegri. sufficienza, Guarda, io eh? qua ho 2 bottigliette che devo salutare Ecco, i miei amici salutiamo. della Cadiraio. Saluto Sandra, saluto salutiamo. Simone, saluto Fabio, saluto Alessia e tutta la famiglia, che loro sono sempre qui, io collaboro con loro e poi loro seguono e diciamo sono i nostri amici sostenitori anche, quindi poi dove c'è il vino, il nostro territorio è il nostro territorio, è il top. Cioè, quindi. e cosa hai portato qui? Allora, io ho una marzemina bianca, Ah, guarda, te li Marzemina, faccio anche interessante vedere. la Marzemina. E poi ho anche questo, guarda. Questa storia del Guarda territorio. questo, guarda è un brutto. Bilux Privat Cuvée. Sono Cov'è? 2 Quindi produttini, una cuvée. buoni, Sì. molto buoni. Sono molto lucenti, la mia sì. immagine non sembra male. No, Bene, no, bene. è una cantina, ci tiene molto a fare bene. Ti farò assaggiare qualcosa? Ne assaggeremo volentieri, Assolutamente. assaggeremo volentieri. Loro stanno qua, ci fanno compagnia, vedi, parlando di vino, poi il nostro territorio. Certo. Il nostro territorio poi è diventato il 7 luglio 2019 patrimonio dell'UNESCO, quindi E quella è stata è una stata grande, gran cosa. è stata veramente una grande operazione, fatta molto bene e lì ringrazierò sempre Luca Zaia che ha fatto veramente Salutiamo, una grande, sì, lo salutiamo. che è stato anche ospite nelle nostre prime puntate della prima edizione, Ecco, Luca Zaia. Anch'io ce l'ho ospite spesso quando facciamo le premiazioni dei migliori piatti, dei migliori chef, e quindi è un uomo che è vicino un po' sempre al suo Veneto e quindi direi che è molto Certo. positivo e prepositivo e pragmatico perché alla fine ha dato tanto e ci dispiace che magari andrà alla politica nazionale, ma insomma speriamo che faccia del Vediamo, bene anche sì. là. È una persona che comunque ci tiene al suo Veneto, quindi Sì, molto. sì, ma anche noi ci teniamo, sai, poi soprattutto quando andiamo fuori ci teniamo a fare sentire che siamo veneti. Esatto. Il Veneto ha sempre una marcia in più, anche quando vai all'estero. Beh, noi siamo molto patriottici della nostra regione. Almeno il nostro e Veneto quindi poi- difende molto, almeno Diciamo che abbiamo anche Venezia che è conosciuto tutto il mondo, è un biglietto da visita così. Il secondo biglietto da visita è sicuramente oltre le città d'arte che abbiamo, Venezia, Verona e tantissimi Certo. altri borghi stupendi, abbiamo anche il Prosecco sì. qua in questa zona, ma abbiamo dei vini strepitosi in assolutamente. qualsiasi zona, dai Colli Euganei a Verona, all'Amarone, insomma ci sono dei territori veramente che hanno una lunghissima storia nel vino, è una storia che abbiamo iniziato a raccontarla un po' dopo i francesi, ma stiamo prendendo terreno, anche le piccole produzioni, perché quella che abbiamo visto prima, Sì. la Marzemina, Certo. è un'uva che non siamo abituati sì. a Perché di bere. solito c'è il Marzemino, invece Eppure questo è un'altra era tipologia. un vino che i nostri nonni a Marzemina beveva, insomma, e quindi sì. ecco, torniamo a rivalutare il nostro terreno e i nostri vini autoctoni. Noi continuiamo a parlare di vino, intanto mandiamo un attimo la pubblicità. Eccoci tornati, abbiamo parlato un po' di vino intanto perché qua è un must tra intenditori. Diciamo che stiamo lavorando. Sì, appunto, è lavoro, Quindi, è lavoro. è lavoro. Poi abbiamo uno del settore adesso, cioè, È lavoro. anche tu sei del settore, quindi Sì, intenditore, cioè un buon intenditore sa anche, come si dice, Faccio ha questa anche guida una da tanti buona anni, buona bocca, diciamo, per essere un buon intenditore. Diamo voce al vino del territorio, Esatto. ovviamente della macroregione dell'Alpe Adria, e ogni anno insomma, abbiamo la possibilità di assaggiare 400-500 vini. Non è male. Ampliamo la nostra cultura e la nostra ricerca. E
Quindi io sono molto contento di questa cosa perché il vino è cultura, la cucina è cultura. Esatto. Anche la musica. E la musica è cultura, Esatto. sono tre cose l'arte, no? Le mettiamo Esatto. insieme, la musica è arte, è una cosa artistica e abbiamo altre arti. Il cibo per le importanti. orecchie, poi c'è il cibo per la bocca, il cibo tutto ciò attorno è il cibo, c'è il cibo per gli occhi, perché comunque il cibo... Il cibo per fare l'amore, Esatto. il cibo per tante cose, insomma, e quindi sì. Sì, è vero anche sì. quello, è verissimo. E lo troverete. Poi sono tutte passioni, e troveremo su tutte, Sulle mie su canzoni tutte le tue troverete canzoni. degli ottimi... Non vedo l'ora. Troverete Maurizio. degli ottimi spunti. Bene, allora io ringrazio te Maurizio per essere stato qui con noi, questa bella puntata, sicuramente da casa sono felici anche perché ti hanno rivisto, perché chi ti segue, comunque chi non sa cosa tu stessi facendo in questo periodo, adesso lo sa, e bravo. Certo, posso dire, vi possono Certo. seguire nei social, basta che cercate Maurizio Potocnik Rids, oppure in YouTube cercate anche proprio il mio sito Rids Official Music Channel. E poi c'è il sito, insomma ci sono tante cose. Così non vi perdete le Up novità. to date, come si dice. Oh, yes. Così non vi perdete Tra l'altro niente. l'ultimo appena uscito da poco ha già 100.000 visualizzazioni, quindi anche... Sono soddisfazioni, complimenti. Perché Bravo. sai, oggi ti giudicano per quante visualizzazioni fai. È incredibile. Come è vero, cambiato eh? questo mondo? È Una volta vero. dicevi quanti dischi hai venduto? No, 100.000, 50.000, 500.000. No, adesso le visualizzazioni. Adesso sì. Purtroppo è così, il mondo è cambiato e ci dobbiamo adattare, poi ogni tanto facciamo qualcosa anche noi per cambiarlo questo mondo. Ogni tanto ci adattiamo e ogni tanto diamo il nostro contributo per renderlo migliore, no? Si spera. Ecco, allora io vi invito a guardare questo che ha fatto 100.000 Esatto. visualizzazioni. in poco Esatto, tempo. guardatelo, guardatelo, Take your guardatelo. time, lo cercate, lo Take trovate your sul mio time. canale. Io vi saluto, vi bacio, vi lascio a pranzo ovviamente con un buon vino e con Esatto. le vostre buonissime ricette venete. Che poi ci saranno anche i consigli di Maurizio per le vostre ricette. Quando volete. Quindi seguitelo. Seguitemi E qui quando volete, oppure se mi invitate ancora. certamente potremo, chissà, fare qualche puntatina speciale. Proprio. certo. Certo. Bene. Magari potrei farti vedere qualche piatto mio Sì, particolare. così potremo anche mangiare qualcosina. Va bene. E da casa vi invogliamo. Ok. Ciao a tutti! Ciao a tutti. Ci vediamo la prossima a prestissimo. settimana! Ciao, buon sabato a tutti.